Anche sabato scorso, agli ultimi minuti, l'Akragas, nonostante una partita disputata con molta determinazione e grinta, subisce il gol e non riesce a portare a casa un punto che servirebbe a smuovere la classifica, così come già successo la scorsa volta con il Catanzaro, allorquando anche negli ultimi minuti di recupero subisce il gol. La partita con il Foggia, una squadra molto forte e blasonata, che aspira alla serie superiore, è stata ben condotta dai ragazzi di Napoli. Il Foggia è stato bloccato in tutti i fronti, addirittura l'esordiente portiere Addario è stato bravo a parare un rigore generoso che l'arbitro di Salerno ha loro concesso. Il rigore scaturisce da un'ingenuità di Russo che fallo in area di rigore e per l'arbitro non ci sono dubbi. Dal dischetto tira Mazzeo contro Addario, ma quella porta sembra benedetta per i biancazzurri. Il neoportiere non fa rimpiangere lo squalificato Pane, il rigore viene parato. E quindi che l'Akragas inizia a crederci. Cocuzza appena entrato al posto di Claric tenta la giocata, ma il guardalinea chiama il fuorigioco. Il Foggia all'89esimo la sblocca con l'ex di Piazza. Mazzeo tenta la giocata, palla sulla traversa e il centravanti mette dentro indisturbato. Di Piazza si fa prendere l'abbraccio della sua curva, facendo imbestialire i suoi ex tifosi. Numerose le polemiche sui social. Termina così la partita, i biancazzurri vengono applauditi dai tifosi di casa. La classifica aggiornata al termine della 27esima giornata vede in testa il Lecce con 58 punti, a seguire al secondo posto il Foggia che sale a 56, a terzo il Matera, raggiunta per via della sconfitta con il Monopoli dallo Juve Stabia, che pareggia con la Regina. Agli ultimi posti il Catanzaro e la Regina e l'Akragas, attestati tutti e tre a 24 punti. Sotto di noi la Vibonese con 19 punti e l'ultimo è il Melfi con 17. Il prossimo appuntamento sarà domenica 5 marzo con l'Andria fuori casa. Amarezza nello spogliatoio per il DS Catania, che afferma che bisogna ancora crederci, accompagnato dal sempre bravo giocatore Longo. Come è successo in tante altre situazioni, purtroppo non è che lamentandosi o inveendo contro le terne arbitrali risolviamo mai il problema, perché poi si ripresenta sempre. È chiaro che fa rabbia perdere due partite, secondo me, che sul campo meritavamo ampiamente di portare in volto i risultati positivi, perderle così a tempo quasi scaduto. Però è chiaro che oggi avevamo di fronte una squadra, secondo me, di categoria superiore. La partita sapevamo che era una partita difficile, soprattutto giocare qua non è facile perché il campo non ci permette il fraseggio, quindi dovevamo adattarci a giocate sicuramente diverse da quelle che siamo abituati a fare. Infatti, nonostante magari una supremazia territoriale, non abbiamo quasi mai tirato in porta. C'è stato sicuramente un forcing finale e diciamo che nella parte finale della partita, dal mio punto di vista, abbiamo meritato di portare a casa un risultato così pieno.